Senta, le donne continuano ancora a morire. Un gravissimo caso nelle ultime 24 ore in Veneto con un uomo autore dell'ennesimo femminicidio e indossava il braccialetto elettronico. Il Veneto può fare di più? Guardi, innanzitutto è un dramma che ci lascia sgomenti. Il Veneto non ha competenza in materia repressiva e quindi penale, però ha una competenza importantissima in materia di prevenzione. E io credo che sull'aspetto organizzativo dei finanziamenti, della collaborazione con le istituzioni anche centrali, il Veneto possa fare molto. Penso in particolare alla preparazione dei corpi di polizia con un alto grado di specializzazione, perché quando arriva una denuncia di una donna che è in difficoltà non basta raccoglierla come qualsiasi denuncia, bisogna che ci siano dei reparti specializzati che diano la giusta attenzione, il giusto tempo e anche la giusta qualità operativa per prevenire. Ripeto, se non si previene poi ci troviamo al disastro dei casi che lei ha citato.